il calo con la Germania è significativo, abbiamo un meno 9,4% per Treviso e un meno 6% per Belluno. Nella Marca dunque si esporta sempre meno, al momento un calo complessivo del 2%, con punti importanti come abbiamo sentito Berlino e prossimamente, stando agli annunci della nuova amministrazione Trump, anche in America. Perché c'è il calo? Automotive, cioè la crisi del mercato tedesco è legata a tutto ciò che è abbinato alla produzione dell'auto e della componentistica. Questo si riflette sulla situazione trevigiana, ma per esempio, ed è altrettanto evidente, gli Stati Uniti non soffrono come nostra capacità di essere presenti in quei mercati, salvo naturalmente quello che si diceva rispetto alle prospettive. La risposta può essere allora ampliare i mercati, come propone la Camera di Commercio che investe 850.000 euro nell'internazionalizzazione. È una preoccupazione misurata perché le potenzialità per recuperare ci sono grazie alle nostre capacità di personalizzare il prodotto e quindi il prodotto italiano ha sempre il suo mercato. Le nostre province hanno più produzioni, occhialeria, sport system, mobile, il mobile poi tra l'altro è anche in ripresa, agroalimentare e quindi possiamo attingere a mercati nuovi e ci sono le opportunità grazie alla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, grazie alla rete delle agenzie. Già a fine gennaio si parlerà di Vietnam, Emirati, Mozambico, Bulgaria, Colombia, ma anche New York come nuove opportunità di vendita. Però a un imprenditore a cui offrite nuovi mercati, la risposta potrebbe essere chi mi tutela. Sì, ma noi siamo qui proprio per questo, per indicare all'imprenditore quali sono le strade e soprattutto non ci si può improvvisare andare a esportare o andare a investire in un paese estero, bisogna essere guidati, bisogna sapere dove si va, quali sono le leggi, quali sono gli usi e i costumi magari del prodotto che tu vuoi fare lì o che vuoi esportare, quindi non bisogna improvvisarsi, bisogna essere strutturati per fare tutto questo e quindi c'è la rete ovviamente delle ambasciate, consolati, delle Camere di Commercio, delle agenzie, quindi c'è SACE, c'è l'ICE, ci sono gli strumenti per tutelare i nostri imprenditori. Bisogna però saperli utilizzare e sapere che ci sono.